Una task force per le calamità naturali. I danni dei cataclismi sono paragonabili a quelli di una guerra. Il tornado che l'8 luglio ha colpito la riviera del Brenta è stato esplosivo. Tegole come schegge conficcate sui muri delle case, le lamiere dei capannoni trasportate dalla violenza del vento a centinaia di metri di distanza, ville sventrate, tetti squarciati. Un pool di 168 professionisti tra ingegneri, architetti e geometri ha lavorato gratuitamente e senza sosta per quantificare i danni, valutare l'agibilità delle abitazioni colpite e aiutare i cittadini a compilare i moduli per la richiesta dei rimborsi. Una corsa contro il tempo in sintonia con i comuni e con la protezione civile. Esperti del settore che quindi siano in grado anche di stabilire qual è un danno subito e quale potrebbe essere in prospettiva anche il costo per la riparazione del danno stesso. Oggi i tecnici intervenuti nella riviera del Brenta sono stati premiati a Confindustria Venezia dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Certo, le difficoltà non sono mancate. In futuro, per non dover ripartire da capo nell'organizzazione di nuove squadre di professionisti capaci di valutare i danni e l'agibilità delle abitazioni nel malaugurato caso di una calamità naturale, il tentativo è quello di utilizzare l'esperienza del tornado della riviera per costruire un protocollo che possa funzionare sempre. Quella che adesso potrebbe nascere è una task force di 300 professionisti pronti a entrare in azione in tutto il Veneto in qualsiasi momento. Costituire una task force costituita da ingegneri, architetti, geometri, appunto come lo è stato in questo frangente, proprio per avere dei professionisti già preparati e formati che all'occorrenza possono essere coinvolti, diciamo, in questi interventi in caso di emergenza. Il consiglio che come parte politica ci sentiamo di dare alla Protezione Civile regionale e agli ordini è quello di usare l'esempio o quello che è successo, l'esperienza della Riviera del Brenta come un caso studio per creare un protocollo anche per, speriamo, pochi, ma per i casi futuri. Ovviamente accanto alla task force andranno studiate delle procedure standard da seguire in caso di calamità naturale, un'esigenza ancora più forte negli ultimi anni con la fragilità idrogeologica del Veneto che è sempre più evidente. Oltre alla formazione chiaramente servono anche delle procedure in modo tale che all'occorrenza uno sappia come comportarsi, cosa fare, dove andare, con che tempi e quant'altro.